Saluti a tutti, in questo e nel prossimo video vi parlerò della Carta dei Lugu, il codice di leggi civili e criminali che ha disciplinato la vita dei sardi dal Medioevo all'età moderna. La Carta dei Lugu che è giunta fino a noi è quella del Regno di Arborea, emanata dalla giudicessa Eleonora alla fine del 1300, il cui testo riporta al proprio interno il codice rurale pubblicato dal padre di Eleonora, il sovrano Mariano IV, orientativamente tra il 1347 e il 1375. In questi due video esporrò, ora in italiano e poi in sardo, sia la parte storica sia quella linguistica. Insieme alla più famosa arborense, altre carte dei Lugu hanno disciplinato la vita sociale delle comunità sarde. Infatti, da fonti diverse, tra Pela che fino alla seconda metà del 1200 anche i regni di Torres, Cagliari e Gallura detenevano il proprio codice giuridico, detto Carta dei Lugu. Non si sa quando in Sardegna sia stata utilizzata per la prima volta la lingua sarda per scrivere le leggi e neppure quando sia stata redatta la prima Carta dei Lugu. Si può presumere che l'incipit sia stato steso dopo la fine dell'influenza bizantina sull'isola nel 599. Il fatto che in Sardegna siano usciti dalle cancellerie giudicali documenti scritti in sardo già dall'anno 1000, come il Liberus de Panilium 1070 del giudicato di Cagliari e il Privilegio Logudorese 1080 del giudicato di Torres, dimostra che la lingua sarda sia entrata a corte nei regni dell'isola, quale lingua statuale in sostituzione del latino, molto prima dell'anno 1000. Al tempo stesso, nel resto della penisola italica non si rilevano scritti in volgare, se non il placido Capuano del 960, che pur essendo un verbale notarile, non è un atto statuale. Pertanto, per trovare un documento ufficiale che preceda i testi in sardo, occorre uscire fuori dalla Sardegna e andare a ritroso nel tempo fino all'842, quando a Strasburgo i fratelli Carlo II, detto il Calvo, e Ludovico il Germanico firmarono il patto di fedeltà denominato Giuramento di Strasburgo. Tale atto è ritenuto in assoluto il primo documento scritto in una lingua volgare, per Carlo in francese antico e per Germanico in tedesco antico. Sarà forse l'Ottocento il secolo in cui i regnanti sardi firmarono i primi documenti scritti in sardo? Come già comprovato, la genesi della lingua sarda scritta ha radici profonde e diramate, sebbene non vi sia una lingua parlata comune a tutti i sardi. La variazione diamesica, ossia fra la lingua scritta e parlata, e di atopica diversità linguistica nello spazio geografico territoriale, si riscontra in quasi tutti i testi medievali. Ad esempio, i condaghi di San Nicola di Trullas e di San Pietro di Silchi sono redatti in logudorese, sebbene con sfumature diverse, laddove le carte cagliaritane sono scritte in campidanese, seppure siano considerate da alcuni apografe. Pertanto è verosimile che le attuali varianti linguistiche del logudorese, del campidanese e del sassarese e gallurese si siano radicate nei propri territori già dall'antichità. Nella forma scritta, però, i regnanti di quei luoghi hanno sempre cercato una mediazione, destreggiando fra le macro varianti del logudorese e del campidanese, come si rileva dal condaghe di Santa Maria di Bonarcado. Anche Sassari e Castelsardo, allora Castelgenovese, agli inizi del 1300, utilizzarono il logudorese comune per redigere gli statuti delle rispettive città. Alla fine, però, chi comanda detta il verbum scriptum, con l'espansione del Regno di Arborea fuori dai confini originari, uno dei primi documenti in lingua standardizzata arborense uscì dalla cancelleria del giudicato intorno alla prima metà del 300, quando il conte del Goceano e futuro re di Arborea, Mariano IV, divulgò la carta che disciplinava la ripopolazione del castello di Burgos. Ma è solo dopo la conquista di gran parte dell'isola da parte dei sovrani di Arborea che si affermò il primo concetto di lingua sarda unitaria. Il successore di Mariano IV, il figlio Ugone III, 1337-1383, dettava in arborense alla città di Sassari la legge che negava l'estinzione della pena in cambio di soldi. Pure Brancaleone Doria, 1337-1409, una volta seduto a fianco di Eleonora d'Arborea, si adeguò alla lingua di Stato arborense, aggiungendo al manoscritto latino dello Statuto di Sassari
la legge sull'eredità. A mantenere la scrittura ufficiale era stato il Condagi Crabrefato del convento di San Martino di Ristano, quando l'altro di Santa Chiara tendeva alla scrittura popolare locale. Per multas variedade de tempus recita infatti il proemio della Carta di Lugo, che Leonora emanò forse il giorno di Pasqua del 1392 in lingua statuale arborense. La Carta dei Lugo di Arbaree è il primo documento giuridico-linguistico diretto a tutti i sardi e non, come era accaduto fino ad allora, ad una parte di essi. Sebbene non sia giunta fino a noi copia del manoscritto originario attraverso un testo apografo e un incunabolo, ovvero sia la prima edizione a stampa, entrambi quattrocenteschi, si è in grado di risalire al genere di scrittura. Dall'analisi di diversi documenti coevi alla Carta dei Lugo possiamo rilevare che la forma scritta adottata dal Regno di Arborea fu lingua di mediazione, utilizzata nelle cancellerie giudicali per imporre un'unica legge a parlanti di matrice diversa, logudorese, campidanese e di Mesania, territorio di mezzo. La lingua arborense ebbe però vita breve, poiché la sua affermazione nel territorio fu interrotta con la conquista della Sardegna da parte dei catalano-aragonesi nel 1420, che utilizzarono le proprie lingue, catalana e castigliana, negli atti ufficiali. La Carta dei Lugo, scritta in sardo, seguì a esistere poiché fu ammessa a corte dagli aragonesi per disciplinare la giustizia nei villaggi infeudati. La nobiltà sarda, o almeno una buona parte di essa, si adeguò ben presto a una nuova lingua di Stato, studiandola, mentre le classi subalterne continuarono a parlare il sardo nelle rispettive varianti. In Sardegna, pertanto, non vi furono situazioni di diffuso bilinguismo, ma solo un vago utilizzo della lingua di superstrato o castigliana da parte dei ceti elitari presenti soprattutto nei poli urbani. Con la cessione del Regno di Sardegna ai duchi di Savoia nel 1720, la cautela e la lentezza con cui Sabaudi intervennero nel repertorio linguistico isolano furono dovute in larga parte alla situazione linguistica d'Oltralpe, dove in Savoia la lingua italiana era contrastata dal francese. Infatti, nel momento dell'avvio della dominazione dell'isola, i regnanti Sabaudi non avevano ancora idealizzato l'unità territoriale e linguistica della penisola italica. L'italiano era comunque entrato nelle città sarde dal 1600 con gli ordini ecclesiastici e con i commercianti. La prima fase amministrativa di gestione della lingua statuale durò un ventennio, tempo in cui resistette una produzione documentaria governativa redatta in spagnolo. Si dovrà giungere al 1738, anno di promulgazione dell'editto di istituzione dell'insinuazione, per avere un testo con traduzione italiana a fronte. Solo successivamente il rapporto tra le due lingue si invertì. Risale al 1764 il pregone contro le incursioni barbaresche che attestano l'instaurarsi di nuove gerarchie linguistiche, pur all'interno di un bilinguismo ufficiale. Nella metà del Settecento l'attenzione governativa fu rivolta anche al sardo, la varietà locale di rango subordinato che venne riconosciuta quasi come lingua naturale del regno. Diverse istruzioni viceregie furono stampate con la traduzione del sardo a fronte. La svolta nella politica linguistica governativa avvenne durante il regno di Carlo Emanuele III, il quale affrontò il problema della ufficializzazione linguistica con l'introduzione dell'italiano nel piano per il rinnovamento culturale. In tale fase presero forma i nuovi corsi istruttivi di studio. L'imposizione dell'italiano quale lingua unica di superstrato nell'insegnamento scolastico e nell'indottrinamento religioso costituì nel 1760 la prima tappa del processo di riforma dell'istruzione, che culminerà con la rifondazione delle università isolane nel 1764-65. Il colpo di grazia alla lingua sarda ufficiale giunse nel 1827, quando la Carta dei Lugo, scritta in sardo, fu sostituita dal Codice di Carlo Felice, redatto interamente in italiano. Da quel momento la lingua sarda inizierà il suo declino nell'ambito istituzionale. Salutos a tutti.